Inchiesta di Gorizia, i 42 indagati per la gestione migranti al CIE di Gradisca di Sonzo. Zappalorto è amareggiato ma sereno, dice il legale del prefetto di Venezia, ha sempre lavorato nell'interesse dei cittadini. Sorpresa anche per l'ex prefetto di Treviso Marrosu. Cautela dalla politica sulla vicenda, spero si faccia luce al più presto, dice il governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga. Il PD, il governo intervenga per ridefinire le norme sull'immigrazione. Anche tanti veneti in piazza a Torino per dire sì alla TAV sull'ipotesi di un referendum chiesto dal Piemonte al Nord. Le parole di Zaia: se serve lo facciamo, le grandi opere vanno fatte. Scuote Padova, il dramma della morte di Vittorio Mazzucato, ex imprenditore trovato morto nella villa in cui abitava in condizioni di indigenza. Sono terrorizzata, le parole di rabbia e paura di un'imprenditrice trevigiana vittima del quinto furto nella sua abitazione a Mestre, rapina in strada una bimba di 11 anni. Faccio tagliare i capelli corti come un uomo, pago il conto maggiorato con un taglio al femminile, la singolare denuncia di una padovana che si è rivolta persino alla Guardia di Finanza. 3 anni fa la scomparsa di Moira Orfei, il paese dove a lungo è abitato e che la salutò in massa ai funerali, la ricorda con una serie di eventi e mostre. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Lo avete dunque sentito in apertura, l'inchiesta che vede coinvolti l'attuale prefetto di Venezia, il trevigiano Zappalorto, e l'ex prefetto di Gorizia e Treviso Marrosu per la gestione del centro migranti di Gradisca di Sonzo. Pesanti le accuse a loro carico, ma l'avvocato di Zappalorto fa sapere che il suo assistito è determinato a provare la sua estraneità alle accuse. Sentiamo. È sereno proprio per quanto è stato oggetto del proprio operato, per il merito del proprio operato, e quindi è certo anche che si chiarirà questa situazione sicuramente, e speriamo in tempi brevi. 42 indagati, tra cui 3 prefetti, accusati di concorso esterno in associazione a delinquere finalizzata alla turbativa d'asta, truffa aggravata e falso per aver omesso un'adeguata vigilanza. Si tratta dell'attuale prefetto di Venezia, il trevigiano Vittorio Zappalorto, dell'ex prefetto di Treviso e Gorizia, Maria Augusta Marrosu, ora in pensione, e dell'ex viceprefetto di Gorizia, Gloria Sandra Allegretto. Sotto la lente di ingrandimento della magistratura goriziana, la gestione del centro di identificazione ed espulsione degli immigrati e del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Gradisca di Sonzo tra il 2011 e il luglio 2015. Ai 3 prefetti è già stata notificata la chiusura indagini. La procura goriziana si appresta ora a chiederne il rinvio a giudizio. Sotto inchiesta l'operato dell'Onlus trapanese che gestiva le 2 strutture, a cui sarebbe stata aggiudicata nel 2013 sotto la reggenza di Marrosu in maniera risultata fraudolenta la gara d'appalto da quasi 17 milioni di euro per l'affidamento dell'incarico. Una situazione in cui neppure il successore di Marrosu, Zappalorto, aveva fatto chiarezza, malgrado quello che, stando alla procura, accadeva all'interno di CIE e Cara, dove agli ospiti non venivano erogati i servizi previsti e dove si sovraffatturavano presenze inesistenti, e questo senza che la prefettura facesse alcuna obiezione con danni all'erario per milioni di euro. Di tutt'altro avviso il legale di Zappalorto, che si sarebbe adoperato invece per mettere fine alle scorrettezze concordando ogni passaggio con Avvocatura di Stato e Ministero. Negoziando prima della scadenza del contratto una transazione con il gestore per poi sostituirlo con uno nuovo che oggi è in attività, quindi risolvendo definitivamente un rapporto critico. Il coinvolgimento nell'inchiesta di Zappalorto lascia perplesso il mondo della politica per l'integrità che il funzionario ha sempre dimostrato. Ha una storia che non può essere messa in discussione, che da sola costituisce un'ipoteca sull'aspettativa che c'è di una positiva conclusione della vicenda. Caute le reazioni politiche su una vicenda di cui ancora non si conoscono con precisione i contorni. Spero che si chiuda velocemente la faccenda e che venga individuata se c'è qualche colpa. È cauto il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga nel commentare la notizia dell'indagine a carico di 39 persone, tra cui l'attuale prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, su presunte irregolarità nella gestione del CARA di Gradisca di Sonzo. Fedriga è tra i pochi leghisti disposti a esprimersi sulla vicenda, di cui auspica una rapida soluzione. Sarebbe scorretto, fa presente, tenere dei funzionari dello Stato in una situazione di incertezza per troppo tempo.
Di episodio spiacevole parla invece il deputato veneziano del PD Nicola Pellicani. Attendiamo gli sviluppi giudiziari, dichiara, ma nel frattempo sarebbe necessario un intervento del governo e del Parlamento per ridefinire le norme sull'immigrazione, dimostratesi troppe volte inadeguate. L'indagine faccia il suo corso, certo che questo mette in luce come nelle politiche appunto dell'accoglienza degli immigrati non ci sia chiarezza, non è la prima indagine che nasce anche a carico di prefetti e questa è una spia che ci dice che servono norme più chiare che mettano anche al riparo i funzionari dello Stato quando devono agire anche in momenti di emergenza. Per come lo conosco io, Zappalorto è persona corretta, chiosa l'ex sindaco di Venezia Sandro Simeonato, che ricorda il passaggio di consegna all'allora commissario quando la giunta Orsoni cadde in seguito all'inchiesta sul Mose. Ho conosciuto una persona leale, seria, che faceva il suo dovere, un servitore dello Stato nelle sue funzioni. Quindi insomma, per carità, se le indagini sono state avviate qualcuno avrà necessità di capire quale possa essere la verità, insomma, ma per come l'ho conosciuto io mi auguro che le cose si risolvano con l'assoluta dimostrazione che lui non c'entra. Quanto all'ipotesi di dimissioni, i democratici concordano sull'inopportunità di un simile gesto da parte del prefetto, almeno in questa fase. Lo dicono anche i 5 Stelle ormai, che insomma, se uno non si è dimostrato, non è stato condannato almeno in primo grado, deve mantenere il proprio ruolo. Raggiunta al telefono l'ex prefetto di Treviso Marrosu preferisce non commentare la vicenda, limitandosi a dire di essere dispiaciuta e amareggiata, ma anche consapevole di aver fatto il proprio dovere. Sono tranquilla, aggiunge, dal momento che in questa indagine sono in buona compagnia. Spero che tutto venga chiarito al più presto. Avvilente dice vedersi contestare accuse simili. Per fortuna ho la solidarietà di chi mi conosce, così Marrosu, rimasta a Treviso 2 soli anni come prefetto, costellati di momenti anche molto tesi. Vergognati! Vergognati! Non ce la faccio più! Senti cosa faccio! La prossima volta mi stamane nel peso di qualcuno! Sì, si allontano, ma voi non sapete cosa fare! Luglio del 2015, tensione alle stelle a Quinto di Treviso dopo l'arrivo nei condomini di un'affollata area residenziale durante la notte di un centinaio di profughi. Il capitolo più difficile dell'esperienza trevigiana di Maria Augusta Marrosu, che pochi giorni dopo fu trasferita. Io non sapevo niente e ho detto al prefetto la rispetto come persona, ma per il ruolo che lei ha, cioè rappresentante del governo, avrà solo e esclusivamente un'ostruzione da parte mia. Era arrivata nella Marca dopo 8 anni a Gorizia solo nel 2013 Marrosu per raccogliere l'eredità dell'ultimo dei prefetti storici della città, Aldo Adinolfi. 66enne, originaria di Salerno, laurea a Bologna, si era trovata in prima linea nella massiccia accoglienza ai migranti che sbarcavano a migliaia sulle coste italiane. Da piazzare ovunque fosse possibile, strutture private ma anche oratori parrocchiali, caserme, finché sistemarli era diventato quasi impossibile per l'opposizione di sindaci e cittadini, arrivando addirittura a suggerire ai richiedenti asilo, in un'altra circostanza rimasta famosa, di scendere dalla corriera e disperdersi una mattina in stazione dei treni a Treviso, poi i fatti di Quinto con il presidio notte e giorno dei residenti. Fino all'altro ieri i miei figli salivano e scendevano le scale tranquillamente. Mi dispiace, ma adesso come posso fare a sentirmi serena? Infine l'apertura del centro di accoglienza all'ex Serena di Dosson. Chiaro che è l'ultima delle cose che avrei voluto fare, di mettere 100 persone in un condominio, ma visto che la caserma non era ancora disponibile perché l'abbiamo chiesta da aprile, ci vogliono i tempi tecnici, e allora a questo punto uno dice piuttosto che lasciarli in strada, piuttosto che fare situazioni come abbiamo dovuto affrontare di caserma Salsa e della stazione, a questo punto dice li metto in appartamento. Posso pensare a una protesta ma non a situazioni del genere. Di ben altra gravità l'altro episodio per cui si parlò molto di lei un paio di mesi prima, un ristoratore di Cimadolmo la sorpresa nel suo locale durante una cena istituzionale con il cagnolino, finì in un battibecco col marito del prefetto. Tutto si può fare, ma ci sono modi e modi. No, chi sono io? Tu non sai chi sono io. Che mi denuncia? Il trasferimento a fine luglio dopo la bufera sui profughi con Marrosu che si accomiatò dalla Marca con un saluto amaro contenuto in una lettera. Per certe situazioni scrisse: non ho avuto il sostegno di tutti.
TAV sit-in a Torino per far ripartire l'alta velocità bloccata. Dalle analisi costi-benefici del governo, tra i comuni veneti che hanno partecipato c'è anche Vicenza. TAV, la grande ondata del sì all'alta velocità travolge Torino, un sit-in a cui partecipano comuni di tutta Italia per rilanciare la modernissima tratta ferroviaria bloccata dalle analisi costi-benefici volute dal Movimento 5 Stelle al governo. In piazza con gli altri amministratori veneti c'è anche Claudio Cicero da Vicenza, che subito rivoluziona le direttive, viola le regole del flash mob e con un colpo di scena indossa la fascia tricolore, seguito dagli assessori di altre città italiane al grido di "Oggi o siamo come sindaci o non ci siamo, rappresentiamo i nostri comuni e quindi indossiamo la fascia". Vicenza è protagonista perché, come sapete, dovrà passare anche da Vicenza la TAV e i comuni, tutti i comuni, la regione Veneto devono fare massa critica per andare a sostenere questa infrastruttura anche con i colleghi piemontesi, con i colleghi lombardi, e quindi fare un corpo unico per poter sostenere questa infrastruttura. Messaggio diretto al ministro alle infrastrutture, il grillino Danilo Toninelli, che aveva assicurato di consegnare la relazione sui costi-benefici dell'alta velocità entro gennaio. E dal Piemonte il governatore Sergio Chiamparino invita le regioni del nord a indire un referendum. Lombardia e Veneto, governate dalla Lega, hanno già dato il loro consenso, perché sia il popolo a esprimersi su un'opera strategica già iniziata, con investimenti, progetti, milioni spesi e lavori in corso. La TAV oggi più che mai diventa un simbolo, è la tratta ferroviaria dove far tornare a correre il treno dello sviluppo e della crescita. Ci crediamo e quindi vogliamo assolutamente dare supporto a questa iniziativa, perché le infrastrutture sono importanti, le infrastrutture non hanno colore. E durante la manifestazione il governatore del Piemonte, Chiamparino, ha detto che in caso di parere contrario del governo sulla TAV è pronto a chiedere un referendum, proposta che non convince il presidente Zaia, che dice non serve disturbare i cittadini che sanno che nel nostro programma sono previste le grandi opere. Il tempo è scaduto, questo dicono amministratori locali, esponenti politici e cittadini comuni oggi a Torino per chiedere che si metta a un punto la questione TAV. Tra i 30.000 di Piazza Castello anche i presidenti della regione Liguria, Toti e Piemonte, Chiamparino, che dice il governo ha la responsabilità di decidere, non ci sono più alibi, l'analisi costi-benefici è stata presentata, speriamo decidano e di conseguenza noi agiremo. Se sarà sì bene, se sarà no, proporrò un referendum consultivo per chiedere l'opinione dei cittadini. Un invito che il governatore del Piemonte stende anche agli altri colleghi del nord, ma sul quale il presidente Zaia non appare del tutto convinto. Il Movimento dei Pari dei Cittadini sanno che noi ad esempio ci siamo presentati con un programma chiaro nel 2015 che prevedeva e prevede la realizzazione della TAV e di tante altre opere che sono la Valdastico Nord, per citarne una, la Pedemontana. Pensare che da questo si debba ricorrere a un referendum, dico che sarebbe anche un po' una sconfitta. Se bisogna di farlo noi lo facciamo a referendum, però è pur vero che in questa fase noi come cittadini ci abbiamo preso un impegno, le grandi infrastrutture servono. Referendum o meno, le grandi opere vanno portate avanti, spiega il governatore del Veneto, che auspica che all'interno dell'esecutivo si arrivi ad un accordo. Spero che anche questa volta si trovi una soluzione, perché se la soluzione è non fare le infrastrutture direi che non va bene, ma penso che questa non sia la volontà assolutamente dei leghisti e spero non lo sia fino in fondo neanche dei grillini. E sul braccio di ferro sulla TAV, ieri è intervenuto a 20:10 l'esponente del Movimento 5 Stelle, Jacopo Berdi, che accusa la Lega di non voler stare ai patti. Sulle infrastrutture è stato deciso. Infrastrutture, non è solo la TAV. Sulle infrastrutture è stato deciso in maniera condivisa di utilizzare l'analisi costi-benefici. Che cos'è? È un gruppo di esperti che vengono lasciati da soli, senza nessuna ingerenza, come è giusto che sia, a fare un'analisi, quello che costano le opere, i benefici che portano, che sono finanziari, ambientali, sociali, eccetera, eccetera. Iniziano, lo fanno per varie opere, arriva il primo responso, che è arrivato prima di Natale, ovvero quello sul terzo valico, giusto? Quindi diciamo, interessa Piemonte e Liguria. Noi politicamente eravamo contrari a quell'opera,
è arrivato il responso che ha detto sì, l'opera sa da fare. E noi cosa abbiamo detto? Ragazzi, le regole di ingaggio erano quelle, ce la mangiamo. Adesso arriva il responso sulla TAV, che per fine, parliamo della Torino-Lione, quindi la parte piemontese francese. Pare, e dico pare perché io non l'ho vista, non so da rumori sui giornali, che dica no, non ha convenienza, non ha senso farla. Adesso la Lega già si smarca e dice ah no, allora rimettiamo tutto in gioco. No, ragazzi, fermi un secondo. Allora, se abbiamo deciso che l'analisi costi-benefici è quello che fa fede, e poi bisogna essere persone concrete e serie, perché la serietà si vede anche in questo, nel fatto di rispettare la propria parola. Noi l'abbiamo rispettata e abbiamo dato l'esempio. E allora poi bisogna rispettarla, se no... La Lega non rispetta la parola? Non lo so, vedremo. Io sono sicuro e spero che nell'interesse dei cittadini italiani, perché oggi gli italiani non hanno bisogno di vedere chi prende un po' di voti in più. Siamo ora alla cronaca, dramma della solitudine a Padova, ritrovato senza vita il corpo dell'ex imprenditore Vittorio Mazzucato nella villa in cui abitava in condizioni di indigenza. L'allarme l'aveva lanciato un parente. I poliziotti lo hanno trovato senza vita, stroncato da un malore in una stanza vicino al garage di casa. Vittorio Mazzucato, erede della storica azienda Serre Italia Mazzucato di Padova, è scomparso a 74 anni. Abitava ancora in una grande villa, ma il suo corpo giaceva in una stanza dello scantinato, forse il luogo più caldo in cui rifugiarsi in una casa oramai senza luce, senza acqua e senza gas. Indossava il cappotto, i guanti e un cappello per ripararsi dal freddo. Accanto a lui il suo inseparabile Yorkshire, morto di stenti col padrone. A pochi passi il garage dove custodiva 2 auto d'epoca, ultima testimonianza di un lontano benessere. Una delle ultime evasioni rimaste era acquistare una volta al mese una rivista d'auto d'epoca all'edicola di fronte alla villa, l'edicola che oggi espone la notizia della sua morte. C'è molto perché penso, anzi non penso, si vedeva che era una persona disponibile, era, capito? Vestiva sempre allo stesso modo ultimamente, aveva sempre gli stessi abiti e si capiva che insomma la situazione non era delle migliori, ecco. Ereditata l'attività di florovivaismo dai genitori, Vittorio Mazzucato aveva vissuto nel benessere fino all'inizio degli anni 90, quando l'azienda di famiglia aveva cessato l'attività. Era una fioreria, vi assicuro, meravigliosa, potevi trovare di tutto, molte persone che ci lavoravano, oltretutto c'erano molti addetti. Negli anni 60 a Padova esistevano solo 2 fiorerie, che era Italia Mazzucato in via San Fermo e Alloni, che era nella galleria del Pedrocchi. E mi sono sposata nel 1965 e proprio il bouquet di nozze composto da molto tulle e poche tuberose me lo fece proprio Italia Mazzucato. Dopo la morte della sorella nel 2000, Vittorio Mazzucato ha continuato a vivere da solo in condizioni sempre più precarie, fino al drammatico ritrovamento del suo corpo da parte degli agenti di polizia. Strattonata e rapinata del telefonino è accaduto a Mestre, la vittima è una ragazzina di 11 anni, stava camminando alle spalle della madre quando è sopraggiunto un giovane che l'ha spinta e poi le ha portato via il telefonino dandosi alla fuga. Sul posto la polizia, sono in corso indagini per risalire al rapinatore. A Treviso invece un'imprenditrice è stata vittima del 5° furto in abitazione, sono terrorizzata, spiega Cristina Varisco, titolare dell'omonimo negozio di cristalli artistici a Treviso. Ho pianto per 4-5 ore, non ho più lacrime, io ho una rabbia in corpo, perché è anche giusto che se mai dovessero prenderli, che li lasciassero dentro in galera, perché una volta dentro, fuori poi, se sono fuori continuano a rubare, questo è il mio dilemma. Io ho il terrore, la 5ª volta, adesso io devo andare a casa. Mi dica lei con che animo aprirò, girerò le chiavi della porta di casa. Uno sfogo amaro, colmo di dolore ma anche di rabbia, quello dell'imprenditrice Cristina Varisco, sorella dell'artista del cristallo Marco. I ladri hanno fatto irruzione in casa mentre lei e i figli erano fuori, hanno messo tutto al suo quadro ed hanno portato via preziosi gioielli per diverse migliaia di euro. Che poi col carattere che mi ritrovo ho paura anche di reagire male, perché sono talmente arrabbiata, talmente, non si può dire, che io potrei anche reagire. E se reagivo, dice, potevo rischiare di finire in ospedale.
Questa è la quinta volta che i ladri fanno irruzione nella sua casa. Sono entrati scassinando una finestra. Per assicurarsi di non essere in nessun modo disturbati, hanno chiuso dall'interno la porta blindata. Dopo una giornata di lavoro arrivo a casa, mi trovo bloccata fuori casa, praticamente la porta era chiusa dall'interno, lì ho capito immediatamente che c'erano i ladri. Oltretutto sapevo che i miei figli non erano in casa, per cui c'è stato proprio un pensiero immediato, i ladri. I ladri hanno rovistato ovunque, aperto cassetti, armadi, hanno tirato fuori tutti i vestiti. Sono stata tutta la notte a lavare e disinfettare le mie cose, ci dice sconsolata. Quando ho chiamato i carabinieri ancora tremavo. Tanti mi chiedono quanto ti hanno rubato, cosa ti hanno rubato. La domanda fondamentale è: cosa hai provato quando sei entrata in casa? Alla rabbia si somma anche l'impotenza. Se li prendono, tanto poco dopo sono fuori. Non manca la sicurezza, è la certezza della pena che manca. Cioè, se anche se li prendono fra 2 ore, li prendono, li mettono in galera, poi? Rilevazioni di radon a Monselice, la dirigente scolastica ha chiesto il trasferimento degli alunni di una primaria. Chiedo di programmare ed organizzare tempestivamente il trasferimento delle attività scolastiche, poiché non si possono tenere i bambini e il personale esposti a quelle concentrazioni di radon. A scrivere Barbara Vicentini, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Monselice Zanellato, che comprende anche la primaria Giorgio Cini, dove sarebbe emersa la presenza del gas. La dirigente lamenta di non essere venuta a conoscenza dei dati sul radon nel corso delle riunioni ufficiali indette alla presenza del Comune e dell'ARPAV. La lettera è stata spedita al sindaco Francesco Runghi, al presidente della regione Luca Zaia e al prefetto Renato Franceschelli. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Siamo tornati in studio ed ora la protesta di una nostra telespettatrice che ci ha chiesto di dare voce ad una questione di principio alla quale pochi di voi hanno mai pensato e preso in esame. Sulla parità tra uomini e donne, stessi diritti e stessi doveri, si sono fatte tutte le battaglie possibili e immaginabili, ma questa signora di Bovolenta è convinta che ci sia ancora il pericolo di ricevere trattamenti diversi, almeno in una circostanza, quando va a tagliarsi i capelli. Il suo look è evidentemente semplice, capello molto corto, senza trattamenti particolari, stile semplice e lineare, un taglio maschile insomma, almeno fino a quando non arriva alla cassa. Da anni che io subisco, praticamente quando vado dal parrucchiere, praticamente guardo sempre il prezzo, esposto è scritto taglio uomo, entro, chiedo il taglio uomo, che sono €10 come esposto, però al momento che io esco e mi esibiscono la fattura mi ritrovo con €15. Protesto, ma mi dicono che la testa della donna vale di più di un uomo. Lei protesta, è una questione di principio, chiede sempre lo stesso trattamento, taglio corto, niente gel, tantomeno lacche o altri cosmetici, pettine, forbici e nient'altro. Voglio semplicemente il taglio corto e penso di dover pagare lo stesso prezzo di un uomo. Vincenzina non si arrende, si rivolge, ci racconta, a carabinieri, vigili urbani, guardie di finanza e associazioni di consumatori, ma le rispondono tutti che la fattura è regolare, se proprio non si accontenta dovrebbe rivolgersi al giudice di pace. Il gioco però non vale la candela, €5 per il taglio, molto di più per farsi seguire da un avvocato. La strada per farsi ascoltare si fa in salita. Io chiedo che qualcuno si prenda cura di questo caso e di poter pagare uomo e donna, il taglio è lo stesso. Lei è sicura delle sue ragioni, ma chiunque al suo posto a questo punto avrebbe dei dubbi. In fondo chi se ne importa di €5 2 o 3 volte all'anno? Invece di mollare non se ne parla. In gioco c'è la parità tra uomo e donna. Se molliamo sul taglio dei capelli, cosa potrebbe accadere su questioni molto più pesanti? Ho un taglio da uomo e chiedo di pagare come l'uomo, anche se sono donna. Il taglio non c'entra niente con il sesso. San Donà di Piave ricorda Moira Orfei, la regina del circo. Dio ha creato gli angeli per parlare agli uomini. Gli uomini hanno creato gli acrobati per parlare con Dio. Potrebbe essere racchiuso in questa citazione il significato profondo dell'arte circense. Le occasioni per verificarlo non mancheranno da qui fino a marzo a San Donà di Piave, dove il mondo del circo sarà protagonista con eventi e mostre nel segno di colei che di quel particolare microcosmo fatto di spettacolo, acrobazie, travestimenti e magie ne è stata la regina per antonomasia, Moira Orfei.
Regina del circo, ricordata e celebrata nelle foto che la ritraggono sotto il tendone tra elefanti e domatori, e come attrice di cinema, che secondo Fellini era parente stretto del circo, spesso all'opera in pellicole storiche del genere peplum, ma anche in commedie che hanno fatto la storia del cinema italiano, come in Signore e Signori di Germi, dove tra le vie di una Treviso che non c'è più interpreta una giovanissima e disinvolta mogliettina. Moira Orfei, che proprio qui a San Donà di Piave è stata residente e che rimane negli occhi dei sandonatesi a partire dal ricordo ancora forte del suo funerale celebrato nel Duomo cittadino 3 anni fa, con tanto di banda musicale, carrozza e cavalli coi pennacchi in perfetto stile circense. A San Donà ci lega sicuramente la figura anche di Moira Orfei, e sicuramente quello che ha colpito anche oltretutto di questa rassegna è l'attenzione anche che Alessandro Serena ha voluto dedicare anche alle giovani generazioni. Giovani interpreti cui spetta l'ambizioso e non facile compito di traghettare il circo e il suo enorme bagaglio culturale nel terzo millennio, rimescolando tradizione e innovazione secondo nuove alchimie. Una grande ricchezza del circo classico, come noi lo intendiamo sotto il tendone, con i clown, gli animali, gli acrobati, ma anche il circo teatro, il circo contemporaneo stanno rivoluzionando questo linguaggio. Il circo sta diventando una forma di spettacolo a 360 gradi, parte da radici fortissime del circo classico e proiettata in tantissime dimensioni. Ed è davvero tutto, io vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Non cambia la situazione rispetto ai giorni scorsi. Nel dettaglio, sul Veneto l'anticiclone che è in stazione ormai da giorni continuerà a garantire un tempo asciutto e stabile con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Non sono attese piogge. Temperature minime tra i -3 e -1 gradi, massime comprese tra i 4 e 6 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con il cielo che si presenterà ampiamente soleggiato. Sarà infatti sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime oscillanti tra i -2 e 1 grado, massime comprese tra i 5 e 7 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Prosegue anche sulla nostra regione questa lunga parentesi all'insegna di un tempo stabile, soltanto qualche nube in più potrà riguardare al mattino le vallate meridionali. Altrove invece sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno. Temperature minime tra i 2 e 4 gradi, massime tra i 10 e 11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.